Nel nostro reparto siamo in 24 ostetriche presenti in sala parto, reparto e rooming. Nell'area parto abbiamo 5 sale travaglio parto che permettono ad ogni donna, insieme al compagno o persona di fiducia, di avere la propria privacy. Il nostro obiettivo prioritario è quello di assistere la donna durante il travaglio, rispettando i tempi fisiologici ed evitando tutte quelle procedure non necessarie come il ricorso rutinario all'episiotomia. Nella nostra realtà il rapporto ostetrica-donna è generalmente one-to-one e diamo assistenza alle donne durante il travaglio con tecniche farmacologiche non di supporto del dolore. Tra le tecniche non farmacologiche vediamo per esempio l'uso della doccia, la vasca per il travaglio, l'utilizzo di posizioni libere grazie alla palla e allo sgabello olandese e l'utilizzo della musicoterapia con possibilità di scelta della musica da parte della paziente. Accanto a queste disponiamo di tecniche non farmacologiche come per esempio l'analgesia peridurale, presente 24 ore su 24 e completamente gratuita. La donna durante il parto può assumere la posizione che più favorisce, per cui assistiamo a parti in diverse posizioni, sullo sgabello olandese, in piedi, sul fianco o a carponi. Dopo la nascita il neonato viene posto subito a contatto pelle a pelle con la mamma per favorire l'attacco precoce al seno e viene eseguito il clampaggio tardivo del funicolo. 2 ore dopo il parto, mamma e neonato vengono accompagnate in reparto dove viene praticato il rooming 24 ore su 24 per promuovere l'allattamento al seno e sostenere la mamma nella gestione del neonato. Il papà è il benvenuto, infatti può essere presente durante tutto il parto e il travaglio e durante tutti i pomeriggi di degenza per sostenere e promuovere la nascita della nuova famiglia. Sicuramente gli ambienti accoglienti e le risorse che abbiamo a disposizione ci permettono di offrire quel clima intimo che le coppie e le donne legittimamente richiedono per l'evento del parto. L'assistenza ostetrica da noi è personalizzata e questo per noi è un elemento altamente qualificante, e poi la presenza del pediatra 24 ore su 24, dell'anestesista, di un'equipe dedicata e addestrata per le urgenze garantisce quei requisiti di sicurezza ormai irrinunciabili. Ma ciò che mi sta maggiormente a cuore e che vorrei valorizzare è l'elemento umano, il valore delle persone oltre a quello dei professionisti, per poter tradurre in pratica quelle che sono le raccomandazioni dell'OMS. In condizioni di fisiologia, ogni donna, ogni mamma deve poter scegliere ed essere messa in condizioni, assecondata in questo, di affidare al proprio corpo il diritto di far nascere il proprio bambino. Questa attenzione per la delicatezza diventa per noi quasi un'ossessione anche nei differenti approcci e atti chirurgici che abbiamo. Il taglio cesareo, quando è indicato, non è una controindicazione all'immediato pelle a pelle tra mamma e neonato. Disponiamo anche di una piastra ambulatoriale per la piccola chirurgia completamente svincolata e indipendente dal blocco operatorio principale, che consente di effettuare con la minima invasività tutte quelle procedure sul basso tratto genitale, dall'isteroscopia operativa alla conizzazione per esempio, che lasciano le donne libere di tornare immediatamente a casa e riprendere le proprie attività e le proprie abitudini. E anche tutta la chirurgia ginecologica maggiore, vale a dire gli interventi più complessi e quelli di tipo oncologico, si svolgono rispettando i principi della chirurgia mini-invasiva, quindi attraverso i minimi accessi cutanei della laparoscopia, le piccole incisioni sulla pelle, che consentono a noi di essere i più delicati e i più conservativi possibili sui corpi delle donne.